papà ed era via ed andava a fare lavatorio di piccoli per il cinema, poi faceva educatore cinematografico al cinema Luz Cristiana. Dove eri sto cinema? Ed era in piazza Filodrammatici. E ora, quando ho cominciato a suonare mia mamma è andata a Papa Armand e erano 5 fiori. Che era un rifugio provvisorio, sì. Che ha fatto il rifugio materno sotterraneo, là l'Istituto Ricatti. E siamo lì sotto là. E qui se può dire che è stata la nostra fortuna, perché il rifugio del Cortiletto è stato bombardato e sta quasi tutti morti. La mia mamma ha detto andiamo dentro qua, i muri che scricchiolava e pare che si rompesse, gente che sigava, logicamente sigava il cammino, ma se fosse inconsciamente non ti immaginavi neanche cosa che potesse essere. Dopo, a un certo momento la gente aveva scampato fuori e era un carabiniere sulla porta che per fortuna è mega fermato. E niente, dopo finiva tutto sto scompasto, insomma, siamo venuti fuori e quello che abbiamo visto era che tutto tondo, specialmente le case davanti, che adesso se si osserva bene, e tutte nuove, diciamo, tutte recenti, i palazzi invece che erano prima davanti, li ha spariti quasi tutti. La nostra casa, dove abitavano altri, la bomba si è cascata proprio nel cortile, e i muri si avevano storti, il pavimento si aveva sprofondato in qualche posto. Quindi a casa era inagibile e non so cosa più tornare. Dopo poco, mi ricordo davanti a c'era San Nicolò, era un bus e è cascato bomba. Per fortuna che i muri che c'erano non sta colpita, solo campanina stanza, un po'. Dopo abbiamo tutti i chiodi là per terra. Quello che scorreva è Cantarame, là purtroppo c'era i fiori gli scolari che scappano via dalla scuola, che è un po' più avanti, tanti dei ciapai, fatti che erano tocchi dei fiori, sia sul sale che sull'acqua e sul Cantarame. No, descrivo cose come che era via San Nicolò allora e anche i dintorni tutti era difficile, perché mi ricordo che era una macchina, una bicicletta solo in fila, non c'è altro. Dopo, sì, no, nel 1940 si arrivava perché era l'unico posto per poter arrivare, come si dice, con la corriera. E quando ho visto ci sono messo piazza, e mia sorella più c'era, quando aveva parte, e partiva per andare a Padova, e gli ha detto, portami perché Padova era stata bombardata, gli ha detto, portami una casa, un tocco di pietra di Padova, del bombardamento.